Nel 2023 l'Export del Veneto ha subito una leggera contrazione. Un 5,2% in controtendenza col valore medio regionale che si assesta sul pareggio rispetto all'anno precedente. Lo dicono i numeri dell'ufficio studi della CGA di Mestre. A guidare la classifica della nostra regione è Vicenza. E in particolar modo Rovigo e Venezia. A seguire Treviso, Verona e Padova. Per contro, i risultati del comparto dei macchinari sono stati straordinari, più 8% rispetto al 2022. Guardando ai settori specifici, continua la forte specializzazione di Venezia nelle calzature e negli articoli in pelle, con una crescita delle esportazioni del 13% rispetto al 2022. Il valore delle vendite all'estero ha toccato quota 858 milioni di euro lo scorso anno, in netto aumento rispetto ai 759 dell'anno precedente. Positiva anche la crescita nel settore alimentare, con le vendite passate da 406 milioni del 2022 a 456 del 2023. Tornando a livello regionale, in termini assoluti, le vendite all'estero hanno sfiorato gli 82 miliardi di euro. Tra le altre regioni del paese, solo la Lombardia con 163 miliardi e l'Emilia, Romagna con 85 hanno registrato un flusso di vendite superiore a quello veneto. Sperando in una ripresa dell'economia mondiale, per non perdere quote di mercato è necessario continuare a investire nelle grandi infrastrutture intermodali e nel sistema logistico della nostra regione, favorendo così tempi di consegna certi, rapidi e sicuri in grado di garantire la piena soddisfazione del cliente finale.